Glera per Prosecco DOC Treviso, lì i danni abbiamo dal 30 al 60% in azienda. È il nuovo flagello della viticoltura italiana e veneta, al punto che il governo ha predisposto un emendamento a sostegno delle aziende, mentre la regione Sicilia ha chiesto lo stato di calamità naturale. Nell'isola il danno è arrivato anche al 95% del vendemmiato, con risultati molto simili a quelli accusati in Veneto e nello specifico qui ad Arcade. Questo è un grave danno su Glera, che è una varietà sensibile alla peronospora come il Merlot, ed è legato soprattutto alla piovosità di maggio molto abbondante, che in particolare ha impedito di intervenire con i trattamenti preventivi ma anche in qualche misura curativi a seguito proprio di persistenza delle piogge, quindi non c'era proprio la possibilità di entrare con le macchine irroratrici all'interno dei vigneti. E mentre i produttori si aspettano un sostegno dalla regione, annunciano perdite importanti quindi per tutte le varietà, Prosecco compreso, ma grazie alle nuove tecniche di raccolta meccanizzata confermano invece salva la qualità. Sicuramente il prodotto perso è tanto, a livello qualitativo qualche acino è ancora rimasto indenne come vedete e grazie alle macchine vendemmiatrici si riesce anche a selezionare. Il secco resta sulle piante o comunque viene eliminato facilmente con gli aspiratori della macchina e gli acini interi riescono a entrare e essere portati poi in cantina. Così dopo gli anni e i danni della flavescenza dorata, ora i viticoltori dovranno fare i conti con il ritorno di questa malattia, ennesimo segnale anche tra i filari dei cambiamenti climatici.